Giorgione Ecco. ad Agrigento arriva perché ha una filosofia, riscoprire la cucina antica e anche la possibilità di gustare sapori che abbiamo comunque perso. Lo sta dicendo lei, non lo sto dicendo io. Io penso che la cucina debba essere normale. Che cosa vuol dire normale? Vuol dire andare intorno a quello che abbiamo, prenderlo e trasformarlo in cibo, rispettando il più possibile la fascia aromatica, che se la roba è fresca ed è buona, faremo a tempo a rovinarla. No? Quindi qui da Mario Ciolo e Adriano Rufino abbiamo buttato lì, come si dice, a casciara, cioè portare sul tavolo tutta una serie di cose buone, di cose fresche, che comunque possono far capire che il cibo non deve essere noia, deve essere curiosità, riavvicinarsi, proprio come diceva la signora, a quei sapori, a quelle cose che non si mangiano più perché ormai il tempo ci ha portato via la possibilità di fare certe cose, vedi la lingua, vedi la mela, tanti prodotti che non si cucinano più perché ci vuole il tempo. Ecco, riappropriamoci del tempo e mangiamo bene, diverso, divertente. In un'idea così anche sana, no? Lo diamo per scontato che sia sano. Sicuramente. Che spazio c'è per considerare queste cucine gourmet, queste cucine sperimentali, queste cucine che comunque vedono una commistione tra vari... E perché no? E perché no? Cioè la cucina non deve essere un diktat, la cucina non deve essere un'imposizione, ognuno può fare, ci sono gli spazi per tutti. Poi sta al cliente o all'avventore decidere se quella cosa gli piace meno. Vedete, io sono contrario alla demonizzazione del grande chef o della trattoria. Dove si fanno le cose fatte per bene, è ovvio che i target sono diversi. Se tu vai in un posto gourmet, come si dice, non vai a mangiare, vai a provare delle nuove esperienze, magari degli accostamenti di sapore, di presentazioni di piatti, grande rispetto. Non è la mia natura perché io non sono uno chef, quindi io se prendo una cosa dalla padella la smonto sul piatto e te la mangi così com'è, è un'altra proposta. Qui abbiamo una commistione di sapori, di proposte che secondo me vanno oltre questa cosiddetta livella. Ecco, diamoci gli spazi per i picchi, no? Per il sapore, per le emozioni, andiamo incontro alle cose con la curiosità, non con la diffidenza, lasciamoci andare dall'emozione del cibo. Il cibo deve tornare all'emozione. Pensate a quanto si sta tristi mangiando male o da soli lì mesti sempre le stesse cose, o queste diete terribili che hanno tolto tutto, gli saltatori di disabilità. Oggi c'è tutto glutammato, non me lo so, dico, ma fai un battuto di lardo per l'amor della Madonna, mangia saporito, grasso, perché il grasso fa parte dell'alimentazione, non deve essere solo quello, tutto, bisogna mangiare tutto. E oggi c'è tutto. In maniera brevissima, il suo percorso comunque lei dice non sono una chef, però è uno chef. No, sono un cuoco, sono un oste. No, faccio l'oste. Perché io quando ho finito la preparazione sto in sala, parlo con le persone, cerco di far capire che il tavolo è la convivialità. Dice ma che ci ha mangiato insieme? Che ci sei amico? Perché a tavola siamo tutti un po' più tacchi, la possiamo buttare a casciare. La convivialità del cibo è proprio quella, parte dalla tradizione contadina, quel tavolo dove si cucinava, poi ci si mangiava sopra, quindi era un percorso molto semplice, molto schietto, molto diretto. Ecco, io non mi sento lontano da tutto questo, anche perché io a casa ospitavo, finché non ho avuto il ristorante, casa mia era un trionfo di inviti e di festini dove il cibo era la base della felicità. Intanto abbiamo intrapreso questo percorso creando questo nuovo format che in sostanza funziona in maniera diversa rispetto alla classica ristorazione. Oggi questo nuovo format funziona con un ricco antipasta buffet, un menù di degustazione dove troverai un ricco antipasta buffet, 2 primi, 2 secondi con un contorno, ma tornando indietro sono prodotti che sono della tradizione siciliana e non italiana, ma prodotti che ormai difficilmente si trovano nei ristoranti. Parliamo di prodotti a chilometri zero, parliamo di prodotto fresco di giornata, parliamo di lavorare con i mercati, con il local, di lavorare con le piccole attività, con i piccoli contadini, con le piccole aziende che comunque a questo territorio danno molto. Oggi questo nuovo format nasce per farsi dare principalmente grande qualità al cliente, lasciargli un costo contenuto, ma allo stesso tempo poter degustare tutto quello che vuole, trovando piatti che non si trovano più in giro come una volta, come ad esempio la lingua in salsa verde, come ad esempio
la caponata tiepida fatta con criterio, o ad esempio, che le posso dire, dei salumi artigianali, del pane E il fatto in vostro casa. sarà un menù fisso? Il nostro oppure- menù fisso, degustazione, menù fisso a prezzo fisso, accessibile tutti i giorni, è sempre consigliabile prenotare perché fortunatamente abbiamo avuto molto riscontro e devo dire che si può fare così. Oltre a questo menù fisso potete provare, resterà sempre la pizza, la nostra pizza, i nostri burger, la nostra carne, e volendo con poco è possibile accedere solo come antipasto al buffet. Questo ci consente di tagliare un menù e non mantenere molta giacenza, tagliare lo spreco. Questo fa sì che riusciamo a dare un gran prodotto finale al cliente, allo stesso tempo risparmiamo noi ma risparmia anche il cliente.